In una domenica caldissima prende il via la stagione ufficiale anche per il calcio femminile con le gare di andata del primo turno di Coppa Italia. Il rinnovato AGSM Verona scende in campo sul sintetico amico di via Sogare per affrontare il Vicenza, formazione della serie cadetta. Mister Longega non può schierare l'ultima arrivata Dolstra in attesa del transfer internazionale, oltre alla squalificata di Criscio e alle infortunate Congoli, Pasini e Poli. 8/11 della formazione titolare sono al debutto assoluto con la maglia giallo-blu. Verona parte subito in attacco e ci prova con i tentativi sfortunati di Rodella e Piemonte. Il caldo asfissiante non permette ritmi di gioco troppo alti ed il Vicenza riesce a contenere le folate offensive delle scaligere. Al 21esimo l'olandese Bruinenberg dalla lunga distanza coglie la traversa. Capitan Gabbiadini ribadisce in rete ma si trova in posizione di fuorigioco e il gol viene annullato. Il monologo veronese si concretizza finalmente al 28esimo, quando sugli sviluppi di un calcio d'angolo Giulia Lotto colpisce il pallone con una mano, calcio di rigore prontamente trasformato da Melania Gabbiadini nel giorno del suo 33esimo compleanno. Prima del riposo arriva il gol del raddoppio, cross di Rodella, per l'incornata della spagnola Marta Carro, sfera che scavalca la numero 1 vicentina e si insacca. In apertura di ripresa aggiunge subito il gol del 3-0 grazie a Paige Williams che dalla lunga distanza vede dalla via fuori dai pali e la trafigge con una precisa conclusione. La quaterna è servita 6 minuti più tardi, lancio al bacio di Williams per Gabbiadini che si smarca in posizione regolare e trafigge il portiere con un pallone sul palo lontano. Piemonte ben servita da Williams incorna a botta sicura ma dalla via in 2 tempi respinge. Al 19esimo gol della cinquina gialloblu firmato da Carro con una imperiosa incornata. Numero 1 vicentina ancora sugli scudi per la doppia respinta sulle conclusioni di Williams e Soffia. Il gol numero 6 è rinviato solamente di pochi minuti perché al 23esimo Angelica Soffia raccoglie l'assist di Bruinenberg e da 2 passi mette dentro. Non c'è più partita e Capitan Gabbiadini sigla la tripletta personale calciando di prima intenzione l'ennesimo assist di Williams. Neppure il tempo di annotare la marcatura che il Verona si ripete questa volta con Boattin, traiettoria da fuori sporcata da un difensore biancorosso. Il gol numero 9 è tutto da rivedere. In mischia Martina Piemonte disegna un perfido pallonetto con un colpo di tacco che lascia di stucco la difesa vicentina. Nonostante una gara con luci ed ombre, AGSM Verona strapazza il Vicenza in attesa di una inutile gara di ritorno tra 7 giorni nel capoluogo iberico.